Ritrovati in un nuovo appuntamento con Radio Chef, una buona giornata a tutti di gusto, soprattutto pronti ad immergerci in un nuovo appassionato argomento questa settimana. Parliamo infatti di cucina mitteleuropea, parleremo di ricette ma anche di curiosità e di tanti approfondimenti grazie ai nostri ospiti, e quindi io do subito il buongiorno qui in studio con me a Barbara Pernare e alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Buongiorno ragazze. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno Maria, Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parlavamo proprio di un argomento appassionato perché appassiona proprio un grande territorio che è quello della Mitteleuropa e ci coinvolge proprio a 360 gradi come Friuli Venezia Giulia. Vogliamo iniziare la nostra puntata proprio dai protagonisti delle nostre puntate di Radio Chef, i nostri ascoltatori che ci inviano le loro ricette. In particolare questa settimana abbiamo selezionato il goulash alla nina della signora Leonardina Menazzi di Pozzuolo del Friuli. Ci ha proprio colpito la sua ricetta e la signora Leonardina proprio ha voluto condividere con noi che vuole salutare le sue figlie Oriana, Ornella e Lilia. Lei prepara questa ricetta proprio anche per loro e la vuole proprio dedicare anche in questa puntata di Radio Chef proprio a loro. Tra gli ingredienti per preparare il goulash alla nina vi serviranno 1 chilo di guanciale di manzo, carota, sedano, cipolla, pomodorini pachino, vino bianco, del brodo, peperoncino e sale. Iniziate preparando un soffritto con la carota, il sedano e la cipolla. Aggiungete quindi la carne, rosolate bene e aggiungete i pomodorini interi. Salate quindi a piacimento e aggiungete un po' di peperoncino se vi piace un tocco più piccante. La signora Leonardina lo prepara proprio così, con la sua versione particolare e originale. Quindi sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare e tenete fino a cottura completata. Tenete in umido fino a cottura completata, aggiungendo sempre un po' di brodo, e il vostro goulash alla nina sarà pronto per essere condito magari con degli ottimi gnocchi, perché no, con un po' di pasta oppure a vostro piacimento. Ma adesso passiamo anche a tante ricette che arrivano proprio dalla Mitteleuropa e andiamo a scoprirle tutte perché il gusto è veramente svariato e ricco proprio di proposte, vero Barbara? Sì, assolutamente Maria, perché la cucina mitteleuropea rappresenta proprio la convivenza di popoli stranieri che come sempre porta anche a uno scambio culturale e di abitudini, e anche questo si riversa naturalmente proprio sulla cucina. Ma facendo un po' un piccolo passaggio storico e parlando della cucina mitteleuropea qui in Friuli Venezia Giulia, dopo la lunga dominazione di Venezia, il breve passaggio dei francesi e infine l'appartenenza agli austro-ungarici, anche il cibo del territorio si era adattato a qualche aggiunta e a qualche cambiamento, ed è appunto dopo il congresso di Vienna del 1815, quando il Friuli è definitivamente assegnato all'Austria, che si manifesta ed evidenzia l'influenza mitteleuropea anche su ciò che riguarda la cucina friulana. Non più i fasti che la Serenissima quindi proponeva nei suoi banchetti, del resto sempre meno chiassosi in Friuli, ma una cucina sobria che rivela un momento buio della nostra storia nel passaggio di proprietà, ma anche un adattamento ai costumi dei nuovi occupanti. Venezia tra l'altro era entrata con prepotenza anche in cucina, aveva portato ricette e usanze che provenivano soprattutto dai paesi con cui aveva avuto rapporti commerciali, piatti che presto si integrarono fino a far parte delle tradizioni locali, così da essere considerati proprio tipici friulani. Insomma, una mini globalizzazione ante litteram che si diffuse con rapidità in tutti i paesi governati da Venezia, arricchendo il mangiare friulano a volte un po' limitato e monotono. Alla civiltà veneta subentra poi quella mitteleuropea con le sue proposte austriache ma anche ungheresi, boeme e slave. Un esempio di coesistenza è dato, e ne parleremo più tardi, anche da quello che è il più famoso aperitivo locale, che è lo spritz. Si racconta infatti che le truppe austro-ungariche, pur apprezzandolo molto, trovassero il vino troppo forte, tanto da allungarlo appunto con acqua di seltz e più tardi aggiungendovi una buccia di limone. Poi scopriremo che tutti i dettagli appunto sullo spritz. Con tante proposte più elaborate e raffinate, invece Venezia dettava legge con le sue spezie e le sue golosità, dopo che si inserì anche Vienna, in particolare con le sue carni, i suoi dolci e la birra. Restando sempre fedeli alle loro minestre, che i friulani amano in modo particolare, di prepotenza entrava in cucina anche l'uso della patata nella preparazione in particolare degli gnocchi, piatto asciutto di origine boema che diventerà sul finire del XIX secolo tra le pietanze
predilette non solo in Friuli ma anche nelle altre cucine regionali. Nella regione, per esempio, anche per quanto riguarda questi famosi gnocchi, li chiamavano a volte macarons e venivano anche conditi con burro cotto chiarificato chiamato ont, con la salvia o la ricotta affumicata. Di importazione anche la versione dolce, che li vuole ripieni di albicocche o susine e zuccherate. Chi non li conosce non li ama, i famosi gnocchi di susini. Trionfa ovviamente, e oggi abbiamo aperto proprio con questo piatto, il goulash, che da zuppa magiara diventa un celebre suffato nel. Su e le sue varianti, golas a Trieste e Gorizia, a Udine rimane goulash, lo accompagnano gli knedel, i gnocchi di patate, oppure kiffel, le famose patate. Che dire poi della Wiener Schnitzel? In Friuli è la costoletta alla milanese, rigorosamente di vitello con l'osso e cotta nel burro, senza osso, e di carne di maiale fritta nello strutto, quella austriaca. Su questo piatto rimarrà sempre il dubbio se nel Lombardo Veneto arrivò con Radensky o se il maresciallo, a cui era piaciuto particolarmente, se ne fosse impadronito per trasferirlo a sua volta a Vienna e farlo diventare quindi una specialità austriaca. Alle salsicce locali si affiancavano i vari Würstel, al dolce e delicato prosciutto lo Speck, alla brovada i Krauti. Da Vienna, considerata nell'Ottocento capitale del pane, arrivarono le delicate Kaisersmellen, ossia le rosette, il cui nome si riferisce a quello del panettiere che le confezionava. Trieste e Gorizia, ancora più che Udine, amano la convivenza con i cibi dell'impero austro-ungarico, ma anche il Friuli ne adotterà alcune, soprattutto con la nascita di birrifici e birrerie, dove ancora si servono piatti della tradizione germanica, dati più alla birra che non al vino. E anche nella tradizione friulana parlare di dolci non è cosa facile, perché in realtà non ve ne sono molti, ma anzi moltissimi arrivano proprio dalla tradizione dell'Austria, a parte la gubana naturalmente. I più importanti che venivano dalla vicina Austria, sia per vicinanza dei confini che per il periodo di occupazione, sono ad esempio i Krafen, le palacinche, il Presnis, gli Schmarren, le Schnitte, gli strudel di mele e di ricotta, che fanno ancora parte dei nostri tipici dessert. Da Vienna ovviamente arriva anche la mitica Sachertorte, dall'Ungheria i rigoianzi o la torta imperiale. Direi un approfondimento veramente molto interessante anche per quanto proprio ci riguarda. Claudia, c'era qualcosa anche, dato che ti vedevo molto concentrata su quello che diceva Barbara, anche perché sembrava proprio una bella favola quella che ci raccontavi, invece è proprio un salto nel passato, nella nostra realtà, nella nostra storia. Claudia, quindi c'era qualcosa che volevi aggiungere? Ma avete detto veramente tutto, tantissimo. D'altronde questa è stata l'influenza delle varie invasioni e quindi sì, lo notavo anche venendo comunque qualche anno fa, molti decenni fa, qui a Trieste. Comunque tuttora qui a Trieste è sempre stata molto più affermata questa cucina di tipo austro-ungarico. Infatti notavo certe differenze culinarie anche dal punto di vista proprio dei dolci. Ne parlavo anche ieri in studio con un mio paziente, perché ad esempio qui erano anche molto più diffusi ad esempio i dolci a base rivestiti di marzapane, cosa che ad esempio in Friuli non c'è. Poi ho capito che era un po' di derivazione anche più nordica per un certo tipo di lavorazione. E poi che dire, qui regnano i Krauti, quindi tipicamente ecco, diciamo che la Iota, la stessa Iota, insomma, che ha queste influenze, è vero che sono un po' più dell'est, più balcaniche, però effettivamente insomma ci sono delle differenze, delle influenze. Ad esempio esisteva la Iota carnica che era fatta con la brovada, no? E invece qui si è diffusa quella con comunque con i Krauti, che sempre mite l'Europa. Faremo un salto anche in questa ricetta, sicuramente ci saranno i giusti approfondimenti. Intanto, dato che abbiamo scoperto questa ricetta del goulash che ci è stato inviato dalla signora Leonardina, c'è una nostra grande amica, la nostra grande chef Chiara Canzoneri, che ci ha voluto dare i consigli sulla preparazione del goulash. Andiamo quindi a sentire di più direttamente da un posto per lei molto speciale. Ciao Maria, ciao Barbara, ciao a tutti quanti. E oggi vi racconto la versione della Mitteleuropa della tradizione di casa mia, proprio qui vicino a questa porta, che abbiamo dedicato al racconto della locanda e della gastronomia, appunto, che c'era qui nel 1848 e che rappresenta a pieno titolo la cucina della Mitteleuropa.
E il goulash, abbiamo visto a Gorizia più festival in realtà dedicato a questo piatto. Ogni ristorante ha portato il proprio goulash e non c'era un goulash perfetto, erano tutti perfetti perché ognuno metteva le proprie conoscenze, le proprie scelte, ecco, per determinare quello che era poi il prodotto finito, preferito. Per quanto mi riguarda posso darvi i miei 3 trucchi, le mie 3 regole, ecco, per il mio goulash, la mia versione di goulash. Sicuramente la cipolla deve essere stufata lentamente finché non diventa trasparente, traslucida, d'accordo? Non deve soffriggere, non deve cuocere forte, ma deve cuocersi anche con la propria acqua di vegetazione. Il quantitativo, per quanto mi riguarda, va tanto quanto la carne, poco meno, ma quello deve essere. Si deve sciogliere e deve garantire tutto questo gusto intenso e speciale. Per quanto riguarda la scelta della carne, a me piace molto utilizzare il cappello del prete, che è un taglio di seconda scelta, come sono tutti i tagli che vengono generalmente utilizzati per questa preparazione, caratterizzato da una linea di cartellagine centrale che con la lunga cottura mi va a regalare poi alla carne un gusto e una consistenza, ecco, un po' più gelatinosa. Mi piace molto utilizzare anche le guance, se vogliamo però un risultato un po' più sfilaccioso, un po' più sfilacciato, altrimenti la noce, se vogliamo andare a utilizzare e ad ottenere una carne ad avere poi alla fine un risultato finale con una carne che abbia una consistenza differente. Altro pezzo che si può utilizzare è il geretto. Il geretto non è altro che il pezzo della zampa con l'osso, quello che realmente poi tagliandolo, facendocelo tagliare dal macellaio, ci porta ad avere l'osso buco. Con questo tipo di taglio, ecco, la carne ha una cottura molto più veloce. Terzo trucco, paprika nella farina. Io infarino la carne, la rosolo velocemente prima di buttarla nelle cipolle e le infarino con una buona paprika affumicata. Mi dà un sapore unico, un profumo inimitabile che alla fine è diventata un elemento indispensabile e immancabile, non posso più farne a meno. Ora io vado a finire di preparare il mio goulash e vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Grazie alla nostra chef Chiara Canzoneri per averci portato nei suoi segreti con il suo goulash, ma anche nel suo 1848 chef room. Adesso continuiamo a parlare anche un po' di carne, lo faremo più approfonditamente anche con i nostri ospiti, ma in particolare ci vogliamo anche soffermare su un aspetto particolare, quello del taglio della carne. Insieme agli amici di Affila Utensili Natisone, infatti, abbiamo raccolto per voi qualche consiglio sui coltelli migliori da scegliere. Come sapete, ogni utensile, ogni nostra esigenza vuole il suo utensile più adatto, e in particolare per la carne ci sono proprio dei coltelli specifici. Ad esempio, per tagli di carne un po' di più piccola dimensione potete utilizzare un coltello dalla lama media. Possono essere utilizzati anche per lavorazioni come lo spezzatino o il macinato. Invece per i tagli più grandi è molto più indicato utilizzare coltelli con una lama più lunga. In questo caso sarà possibile ottenere dei tagli più precisi senza andare a rovinare anche la carne che saremo andati a scegliere. Si utilizzano poi coltelli dalla lama più liscia per le carni più delicate, mentre con la lama dentata per tagli più resistenti. Il manico in particolare può essere realizzato nello stesso materiale della lama, quindi ad esempio in acciaio oppure in legno o in plastica. In particolare quello dal manico in legno ha un aspetto più rustico e allo stesso tempo elegante, garantisce anche una presa sicura, ma va mantenuto con molta cura, in particolare quando ci occupiamo del suo lavaggio. Per scegliere il coltello più adatto a voi potete chiedere anche i consigli più nello specifico, anche se volete preparare qualche ricetta anche che vi proponiamo qui a Radio Chef con un taglio magari diverso, magari provare una vostra variante. Potete andare sul sito affilautensilinatisone.com e affilautensili.com per trovare quello più adatto a voi. Troverete anche tutti i contatti per andare direttamente sul posto in sede e farvi consigliare dagli esperti. Li trovate nella zona artigianale Leproso di Premariacco, proprio presso Cividale del Friuli. Andate a scoprire di più proprio sul sito affilautensili.com, veramente per ogni lavorazione. È tempo quindi di continuare anche qui a Radio Chef nella nostra puntata. Noi facciamo giusto una piccola pausa per darvi ancora tanti consigli
anche su dove andare a fare i migliori acquisti nella nostra regione, e ci risentiamo tra pochissimo qui a Radio Chef. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Ben ritrovati qui con noi in una nuova puntata con Radio Chef. Vi avevamo anticipato che saremmo andati a svelare i segreti della carne, quindi ci dirigiamo subito ai supermercati Bosco di Trieste. Ben ritrovati in diretta dai supermercati Bosco di Trieste. Oggi mi trovo in via Orlandini proprio con Fabio Bosco. Allora, presto sarà Carnevale, caro Fabio. Carnevale è anche il momento in cui finalmente ci si può dedicare alla buona cucina, e qui in particolare abbiamo proprio la carne che i supermercati Bosco curano tantissimo grazie al vostro macellaio Felice proprio qui in via Orlandini. Sì, proprio qua è Felice, in effetti è uno dei migliori nostri macellai e si diverte a lavorare e ha il piacere anche di produrre proprio alcune specialità della città. Per esempio abbiamo i cevapcici, che sono conosciuti in Slovenia ovviamente, ma anche a Trieste perché è tipico proprio. I cevapcici è la plescavizza, esatto, che è appunto la versione schiacciata, diciamo, ed tipo... Questa è in effetti la versione bravissima proprio, sì, esperta, allora, cosa ci sto a fare qua? Non so nulla in confronto allora. No, ci sono i cevapcici in effetti che possono essere cotti in pochi minuti, sono piatti anche veloci tutto sommato, e la plescavizza che non è altro che un cevapcici in formato, diciamo, di piatto proprio schiacciato. E poi insomma il maiale è anche una carne tipica di questo periodo dell'anno, del carnevale, no?
Sì, per esempio abbiamo dei prodotti, anche questi sono invece industriali, di Lovison, ma si parla di industria raffinata, di industria di grande qualità. Il musetto, che così, dopo che siamo stati in vicina Slovenia, caro Fabio, diamo spazio anche a una ricetta tipica, per esempio friulana, musetto e brovada. Musetto e brovada è eccezionale, ma bisogna avere anche la ditta seria che fa un musetto buono. Magari la cottura in effetti è abbastanza lunga, e si può stare anche diverse ore per quello fresco da cucinare, ma ne viene fuori un piatto veramente buono proprio. E poi insomma il macellaio Felice qui in via Orlandini, ma anche i macellai degli altri punti vendita, preparano anche dei tagli di carne perfetto. Per esempio qui vediamo una picanha, anche questo so che è un taglio molto gradito di carne, il pollo a fettine, oppure le polpette dell'ottima anche tartare. Sì, la tartare per esempio, vabbè, è un piatto internazionale, però se fatto bene è veramente gustoso, si mangia ovviamente in crudo e quindi anche quello è velocissimo da far tartine ed è un prodotto che va bene per tutti, tutto sommato. Un giovane non ha tempo e lo fa. Le persone anziane magari si divertono un po' anche a cucinare, ma in questo caso una tartare fatta bene, con dei buoni ingredienti, è una grande soddisfazione perché vengono delle tartine meravigliose. In più il nostro macellaio prepara anche le polpette, cosa semplicissima, pochi minuti di cottura, pochi decine di minuti di cottura e viene fuori un buon piatto, anche questo è veloce. Insomma, immaginate magari di tornare dal lavoro oppure di avere deciso di invitare qualcuno a cena e avete bisogno di qualche idea, e qua trovate tutte le idee di carne fresca e di qualità. Non dimentichiamo che tra l'altro il macellaio dei supermercati Bosco è sempre disponibile per preparare piatti pronti, per grigliate, preparati speciali per le vostre cene o le vostre feste. Vi basta prenotare, così Fabio? Esattamente, in effetti basta, abbiamo anche preparato un cartello in modo da invitare le persone a contattare sul posto il nostro macellaio per qualcosa di particolare, un taglio particolare, oppure prenotare, va benissimo lo stesso. Beh, un servizio eccezionale. Poi insomma, se poi avete bisogno di accompagnare anche la carne con qualche qualcosa di frizzante o qualche prosecco, molto altro, ecco qua tutte le idee. Qua ce n'è una quantità enorme, le abbiamo nell'altro reparto perché in questo momento siamo nel reparto carni, e dall'altra parte a pochi metri abbiamo la linea dei vini, ci sono un'infinità. E qua è la specialità di mio fratello, come al solito. Io ve lo dico, ma ormai lo sanno quasi tutti, nei nostri supermercati abbiamo rinforzato, a parità di superficie diciamo degli altri negozi, abbiamo rinforzato proprio l'enfasi sui prodotti, i vini, sui vini, spumanti e champagne del territorio. E allora insomma, anche se qualche giovane venisse e magari vuole qualche idea in più, voi grazie anche all'organizzazione proprio del reparto macelleria e della carne potete offrire anche tutto quello che può essere la conoscenza riguardo i diversi tipi di carne, quale scegliere per la cena, e la varietà che in cucina, come insegna il nostro nutrizionista, è sempre importantissima. Sì, abbiamo anche i nostri direttori che seguono il solito fratello mio, ecco, e lo seguono anche nelle vigne, lo seguono dai produttori di vino, e anche loro non sono proprio degli esperti sommelier, però sono già da 10 anni che una volta, 2 volte al mese noi li invitiamo e facciamo delle piccole lezioni, dei brevi briefing diciamo sul vino, e poi li portiamo nelle vigne, li portiamo veramente dai produttori, e questa è una cosa molto interessante perché si impara sul posto. E allora, caro Fabio, adesso ci prendiamo un'ottima tartare, ci prendiamo una bottiglia di vino e andiamo a farci un piccolo picnic. Andiamo a prendere anche un po' di pane speciale, quello che avete voi sempre fresco, e insomma ci dedichiamo una pausa lavoro, una cenetta deliziosa per festeggiare di essere ancora insieme in questo appuntamento con Radio Chef. E allora buon appetito. Buon appetito, ciao a tutti dai supermercati Bosco di Trieste. Beh, cara Claudia, uno spettacolo anche questa carne. E a questo proposito, insieme a te facciamo sempre un po' il punto anche nutrizionale sull'utilizzo della carne nella nostra dieta, quindi quante volte a settimana, ma facciamo anche un po' un viaggio che hai preparato proprio sulla carne e i suoi valori nutrizionali e la sua composizione, Claudia. Sì, allora le porzioni sarebbero da 2 massimo 3 porzioni di carne rossa alla settimana, e sicuramente ecco un uso molto moderato, molto più attento dovrebbe andare verso le carni proprio processate. Avete fatto vedere i cevapcici, benissimo, fanno parte della nostra tradizione, non esageriamo, ma soprattutto non esageriamo con le cotture magari alla griglia che fanno quelle parti bruciate, ecco lì dobbiamo
dobbiamo stare veramente molto molto attenti a quella parte che va proprio a diventare così nera, eliminiamola, perché può essere veramente è quella, ecco, la zona rossa della carne. Dal punto di vista poi nutrizionale nulla da eccepire, hanno sicuramente, ecco, un alto valore biologico tutte le carni, perché ovviamente per la ricchezza delle proteine, contenendo tutti quegli aminoacidi essenziali, cioè quei vagoncini che vanno a fare le nostre proteine, quindi i nostri muscoli, tutto quello che riguarda tutto il nostro organismo. Perciò effettivamente la carne non dovrebbe mancare sulle nostre tavole, non tanto spesso. Questo ovviamente possiamo alternarla, come abbiamo sempre detto, col pesce, che comunque è comunque alto valore biologico. Quello che mi premeva invece un po' fare la differenza era proprio sul contenuto di grassi, perché è vero che il grasso è una parte anche importante, oltre a renderla più morbida, più succosa dal punto di vista della cottura. I grassi non servono solo come, diciamo, tessuto così di isolamento. Nella carne animale, nelle diverse specie, il contenuto di grassi essenziali è diverso. E cosa intendo come essenziali? Sono quelle 3 tipologie di grassi che noi non li riusciamo a fare, ma sono proprio essenziali, li dobbiamo mangiare, perché da lì poi ricaviamo tutti gli altri nostri grassi, che sono importanti anche questi per il nostro organismo, perché poi sono costituenti delle cellule, degli ormoni, di tanta parte. Quindi ecco, anche qui demonizzare il grasso, ma con attenzione, perché in effetti è importante. E dei grassi, ad esempio, i bovini contengono un 50% di grassi saturi e un 50% di grassi insaturi. Insaturi sono quelli più, diciamo così, più buoni per la nostra salute, per renderla in parole semplici. Questo percentuale aumenta ancora di più se il soggetto è giovane, quindi un vitellino ha più grassi insaturi. Una cosa un po' così curiosa e particolare, ad esempio il maiale, no? Che tanti pensano è grasso. Ecco, il maiale è più ricco di grassi insaturi, ha un 40% di grassi saturi e arriva circa al 10%, il doppio di quello bovino, di grassi insaturi, quindi quelli che fanno meno male alla nostra salute. E poi abbiamo le carni bianche, che insomma tutto sommato hanno un contenuto più moderato e aumentano ancora di più questi insaturi, ed ecco perché i benefici per la salute. Noi nutrizionisti nelle carni rosse diciamo sempre, insomma, di aumentare magari quelle, no, le carni bianche, così il pollo, il tacchino, il coniglio. Bene, è stato un viaggio interessante. Io tra l'altro volevo citare e ringraziare anche Germano Vicenzuto della macelleria Vicenzuto, che ha tenuto con noi proprio delle lezioni sulla carne e sui tagli della carne, insegnandoci un po' anche quali sono i tagli meno noti, però più duttili in cucina e anche a variare. Avevamo fatto con lui qualche anno fa, proprio a Radio Chef, un bel corso dedicato a questo. Se andate a cercare nei nostri archivi sicuramente troverete qualche podcast, ma ci sarà anche l'occasione di riaverlo con noi proprio in questa occasione. Visto che abbiamo parlato prima anche dello spritz, vi ricordo che questo aperitivo fa parte della tradizione mitteleuropea, ma come si prepara precisamente, Maria? Ci sono veramente tantissime ricette, c'è chi lo preferisce magari un po' più leggero, chi invece segue un po' quella che è la tradizione. Lo spritz, lo sappiamo, è un po' il re dell'aperitivo, lo è sempre stato fin dall'inizio dell'Ottocento, peccato che però allora non fosse conosciuto come lo conosciamo oggi. Ci racconta anche un articolo della Cucina Italiana. Come vi stavo introducendo, ci sono veramente tantissime varianti di questo spritz che ha origine piuttosto datate. Nasce durante la dominazione austriaca, l'avevi già anticipato Barbara, nel Lombardo-Veneto, in particolare tra fine Settecento e inizio Ottocento, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la conoscenza dei vini, in particolare del Veneto. Un rapporto che però non è partito con il piede giusto, infatti li trovavano un po' molto forti per i loro palati, e quindi per addolcire il sapore il
degli ospiti pensarono di allungarli con acqua gasata. C'è la pratica quindi più sacrilega, questa per gli amanti del vino, alla base di questo cocktail, e il nome deriva dal verbo tedesco spritzen, che significa appunto spruzzare. Il vino bianco e acqua gasata, quindi venne nominato questo cocktail come spritz dal modello austro-ungarico, ma qui in Friuli Venezia Giulia lo conosciamo proprio così, un vino bianco allungato con acqua gasata, e questa è la ricetta che viene anche servita direttamente sui tavoli dell'aperitivo, e il Friuli Venezia Giulia piace molto questa tradizione. Una prima evoluzione poi si ebbe nel Novecento, quando si diffusero anche i sifoni per l'acqua di seltz, che divennero un'alternativa all'acqua frizzante. Ma il cocktail invece, come lo conosciamo noi, come è più conosciuto anche a livello nazionale e internazionale, nasce negli anni '20, quando si pensò di macchiare la miscela con un po' di bitter, e a quel punto arrivano anche tutte le versioni, quella ad esempio di Padova, quella ad esempio di Venezia, ma lo si conosce veramente a livello globale, tanto da essere inserito negli elenchi del EBA, International Bartenders Association, con la denominazione di spritz veneziano appunto. A Padova si utilizza il vino bianco frizzante, a Treviso si trova il prosecco, a Venezia invece si spartiscono le bollicine e si usa un vino bianco fermo. A Udine invece è d'obbligo il Tokai friulano, quindi utilizzate questo anche per il vostro spritz. E poi ce ne sono veramente tantissimi, ma staremo qui tutto il giorno a nominarli tutti. Intanto, per preparare il vostro drink perfetto potete sempre fare affidamento su un'acqua frizzante al punto giusto, che è Acqua Dolomia, che accompagna la nostra quotidianità sia a livello di benessere e salute, ma anche, perché no, per un po' di divertimento anche in cucina, parlando proprio di ricette, grazie anche alle sue caratteristiche che la rendano perfetta per la lievitazione, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, ma anche per preparare lo spritz perfetto appunto. Ricette, come dicevamo, classiche proprio non ci sono. Potete utilizzare ad esempio una parte di vino bianco, utilizziamo magari il Tokai friulano, e 2 parti di acqua gasata per renderlo proprio leggero. Naturalmente va aggiunto qualche cubetto di ghiaccio a piacere, e se preferite anche una bella fettina di limone a completare proprio il nostro bicchiere. E Acqua Dolomia ha pubblicato anche in questi giorni una frase che a me è piaciuta molto, in occasione anche del passato San Valentino, che dice che Acqua Dolomia è a tavola con chi ama 365 giorni l'anno, quindi non solo sulle tavole degli innamorati, ma veramente ad accompagnare tutta la vostra quotidianità. Andate a scoprire anche tutti gli aggiornamenti e le tante curiosità che condividono su tutti i social di Acqua Dolomia e sul sito acquadolomia.it. Benissimo, e dopo l'acqua dolomia e lo spritz, che cosa si accompagna bene con un'altra bevanda tipica della tradizione mitteleuropea, e quindi la birra, ma ovviamente i brezel. Questi pani, questa specie di accompagnamento perfetto per l'aperitivo, ha una storia di cui le origini ancora non sono notissime e sono molto molto antichi. Addirittura non tutti concordano su chi li possa aver inventati. Per alcuni furono creati da un monaco italiano nel 610 come ricompensa per i bambini che riuscivano a imparare i versi e le preghiere della Bibbia. Secondo altri invece nacquero in un monastero al sud della Francia. Su una cosa però sono tutti d'accordo: la tipica forma ha origini cristiane, infatti ricorda le braccia incrociate di un monaco che sta per pregare. I 3 buchi che si formano rappresentano la Santa Trinità. In origine questi pani vennero chiamati pretiola, ovvero ricompensa, e in seguito italianizzati in brachiola. Con il loro attraversamento delle Alpi assunsero il nome con cui oggi sono poi conosciuti. Il termine brachium in latino significa infatti abbraccio e rimanda alla tipica forma del pane. Secondo altre teorie invece questo nome significherebbe tempo del riposo, ovvero il momento in cui si hanno appunto le braccia conserte e senza lavorare, e quindi ci si prende una pausa, in poche parole. Per altri ancora il nome deriva dal suo inventore italiano, che si chiamava Brescello, in dialetto Bersel, e da qui Brezel. Si hanno molte leggende sull'origine di questo nome, quindi potete scegliere voi quella che vi piace di più. Qualche curiosità del brezel riguarda
la tostatura di questo pane che venne creata da un fornaio che in poche parole si addormentò sul posto di lavoro in quanto prima si consumavano con i semi crudi. Nella Chiesa cattolica questo tipo di pane aveva un gran significato religioso, si poteva mangiare solo nel periodo della Quaresima ed era realizzato con una ricetta molto semplice, utilizzando esclusivamente acqua e farina. Nel periodo pasquale era proibito mangiare uova, strutto e prodotti derivati dal latte come burro e formaggi, e per questo i brezel venivano consumati in grande quantità. In seguito, più o meno dal 1450 circa in Germania, furono associati alla domenica di Pasqua e venivano nascosti proprio al mattino delle festività, proprio come oggi si fa insomma con le uova. Una leggenda infine narra che i brezel arrivarono in America a bordo della nave Mayflower intorno al 1710. Ma torniamo ai nostri brezel così come li conosciamo noi, ovvero abbinati all'Oktoberfest. Tipicamente a Monaco di Baviera questo pane è accompagnato ai Weisswurst, cioè i würstel bianchi di vitello, senape a volontà e ovviamente un gran bel boccale di birra. Un'attenzione però merita la creazione della tipica forma. Ci vuole molta esperienza per riuscire a creare un bel brezel perfetto in tempi brevi. Alcuni fornai impiegano infatti anni prima di riuscirci. Non scoraggiatevi quindi. E allora, anche se siete alle prime armi, prima o poi riuscirete a creare il vostro impasto come desiderate. A Monaco pensate che i brezel vanno assolutamente assaggiati e potete anche prepararli a casa. E perché ve lo diciamo? Perché noi abbiamo proprio una ricetta di una nostra ascoltatrice, Alessandra Mazzon, che ci spiega come preparare i pretzel e lei ci indica così: yogurt greco, vi serviranno circa 200 grammi, 150 grammi di farina, 10 grammi di albumi, semi vari, zucca, girasole, lino e lievito istantaneo. Andremo quindi a impastare gli ingredienti tutti insieme, inforneremo circa 20 minuti a 200 grammi, potremo farcire poi a piacere con il salato e con il dolce. Precisamente per preparare il vostro impasto potrete mescolare yogurt e farina e mezzo cucchiaino di lievito, formerete una palla e la lascerete riposare. Dividerete poi l'impasto in 5 parti e darete forma al brezel. Userete poi carta da forno, spennellerete con gli albumi, cospargerete con i semi. Se il procedimento della formazione della forma di questo brezel vi sembra complicato, allora andate a sbirciare sulla nostra pagina Facebook, perché noi quest'anno siamo stati a Gorizia e abbiamo proprio chiesto a degli esperti di brezel che venivano proprio dall'Austria e Germania di prepararli per noi, e quindi se potete seguire questo video di come l'hanno preparato, poi noi li abbiamo subito assaggiati, c'era anche Claudia qui presente, potete insomma anche voi provarci, cimentarvi nella creazione del vostro brezel. Eh sì, poi è anche molto creativa come cosa, quindi veramente molto interessante, no Claudia? Assolutamente, certo. È anche un altro modo così, mi piace sempre, per coinvolgere magari anche i bambini. Giochiamo insieme a tavola e facciamo fare e divertiamoci con loro. Eh sì, assolutamente, quindi tutti con le mani in pasta, tutti con il grembiule allacciato. Noi vi lasciamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma ritorniamo subito per continuare ancora con tante belle curiosità. In particolare faremo un salto tra le bellissime montagne del Friuli Venezia Giulia per accompagnarvi con qualche ricetta veramente molto particolare in questo caso. Rimanete con noi qui a Radio Chef. Radio Chef. Right by your side, you're lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what your motive tonight. Tell me what your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it.
me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? You're lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Ben ritrovati qui con noi, ancora con tanti consigli, curiosità, approfondimenti e veramente tante ricette. Siamo pronti per andare a immergerci anche in una bellissima località del Friuli Venezia Giulia che andiamo a scoprire in tutta la sua bellezza, ma soprattutto in tutte le sue tradizioni, anche grazie a un ingrediente veramente spettacolare che è l'aglio di Resia. Come avrete capito, andiamo proprio in questa simpatica località del Friuli Venezia Giulia e siamo pronti ad andare a scoprirla e a scoprire questa ricetta anche insieme a un ospite che ci ha voluto accompagnare anche proprio in queste tradizioni. Andiamo quindi a sentire di più. Eccoci, ci immergiamo già tra i profumi e tra la bellezza di questo territorio, pronti per andare a sorseggiare una ricetta particolare. Lo state vedendo, l'aglio di Resia che viene curato veramente in modo accurato e appassionato e pronto per essere gustato proprio in questo modo. Agli amici di Radio.0, allora siamo qua, io mi chiamo Mauro Scarabelli e abito qua a Resia da diversi anni, in questa bellissima valle che chiamate anche la Valle dei Fiori ed è famosa per l'aglio, questo aglio qua, è presidio slow food, ecco. Allora con l'aglio si può fare tante robe, no? La pasta, gli gnocchi e così dicendo via. Però io voglio fare un sorbetto all'aglio, non è complicato, è facile. L'unica cosa è da mettere l'aglio in infusione nel limoncello e lasciarlo minimo un giorno, massimo 2, perché dopo si carica troppo, no? Ecco, allora adesso andiamo a fare questo sorbetto che si usa gelato, dell'ottimo gelato al limone artigianale, no? Mettiamo dentro il gelato che sia bello freddo. Più che sorbetto è sgroppino, diciamo, ecco, perché si beve. Il sorbetto vero è solo un gelato alla frutta. Invece noi andiamo a unire il gelato, il latte, qua, il vino, prosecco. E andiamo, adesso apriamo il vino. E come buona tradizione, quando serve non si apre mai bene. Ecco. Andiamo a unire un po' di prosecco. Ok. Mettiamo nel frullatore. Lo facciamo andare un attimino. Andiamo un po' di latte. Andiamo a togliere l'aglio che abbiamo messo in infusione.
facciamo unire. Ok. Ecco, un bicchiere. Passiamo, questo è bello cremoso, eccolo qua. È pronto il nostro sorbetto all'aglio. Proprio vero, un sorbetto da leccarsi i baffi. Veramente simpatico il nostro ospite, anzi lo ringraziamo per averci portato ad assaporare questo sorbetto veramente molto particolare, proprio per questo suo ingrediente che noi siamo andati proprio per voi ad approfondire sempre di più, vero? Eh sì, grazie a Mauro Scarabelli che è stato veramente impeccabile in questa ricetta, e un saluto ovviamente a tutta la Varresia, di cui noi a Radio.0 spesso e volentieri raccontiamo tradizioni e storie. Parleremo anche, perché no, del carnevale resiano, che è anche una tradizione antica e molto particolare, il Pustver, che voi sapete che si parla nella Varresia un protoslavo, una lingua antica, perché è rimasta tra quelle valli, non si è poi evoluta come le lingue vicine, ma ha mantenuto queste sue caratteristiche molto particolari. Ma tornando al nostro aglio della Varresia, non è certamente facile datare con precisione il periodo in cui gli abitanti della valle cominciarono a specializzarsi nella coltivazione dell'aglio. Si può però affermare con certezza che questa tradizione, così come quella legata alla produzione di mais e fagioli, si perde nella notte dei tempi, come è avvenuto per questo famoso dialetto parlato nella zona. L'ambiente chiuso della valle ha permesso la nascita e la conservazione di specifiche varietà di diversi prodotti del territorio, e anche l'aglio qui ha sviluppato caratteristiche uniche che lo hanno portato a essere una vera e propria celebrità. Per quanto riguarda appunto le proprietà, adesso ce lo racconterà sicuramente Claudia, ma prima ricordiamo la denominazione, perché l'aglio di Resia, che è chiamato in dialetto Rosajanski Strok, è un vero e proprio marchio depositato presso l'ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Udine. Il comune di Resia ne è titolare e l'unico a poter disporre, rilasciando l'autorizzazione al suo utilizzo con tanto di apposito regolamento. Insomma, fa parte ovviamente anche della cultura e di questa lingua molto particolare. Claudia, ma veniamo alle proprietà dell'aglio di Resia. Beh, le sue proprietà, ecco, tante volte si racchiudono proprio in quello che noi in tutto l'aglio un pochino così detestiamo, no? Che è il problema proprio del sapore o dell'odore che emana, l'allicina, e in questa sostanza sono racchiusi molti dei suoi aspetti terapeutici. Molto conosciuto era anche come antiipertensivo, un po' regolatore anche del metabolismo degli acidi grassi all'interno del nostro organismo, quindi per il bene anche del sistema cardiovascolare. Ma soprattutto l'aglio era conosciuto fin dall'antichità, perché l'antenato dell'aglio già gli egiziani lo usavano in una poltiglia assieme al miele e magari anche gli estratti della radice del salice piangente come antisettico dentro proprio questa specie di poltiglia che facevano ad applicare sulle ferite, cosa che è rimasta anche in Italia. Molto spesso l'aglio proprio prima degli antibiotici veniva proprio usato per le ferite come antibatterico. Ricordo anch'io i consigli del nonno in campagna che mi diceva, quando mi sbucciavo, metti un po' di aglio e vedrai che non avrai niente. In effetti era proprio medicina contadina, ma che aveva i suoi aspetti reali. Inoltre ovviamente contiene anche delle sostanze che sono ormonosimili e altre poi anche vitamine, e quindi effettivamente diciamo che forse lo dovremo un pochino rivalutare. Poi ahimè bisogna stare attenti, se siamo in coppia, ecco, magari mangiamolo entrambi, così si neutralizza l'effetto collaterale. Siamo tranquilli. Non solo, poi anche l'aglio assunto così, ce lo raccontava anche il nostro erborista in tanti appuntamenti, assunto così, oppure ci sono anche le pastiglie, no? Se uno non ama proprio mangiarsi uno spicchio d'aglio, che non hanno il retrogusto, tante volte sono adesso incapsulate in una maniera in modo che non ci sia poi il ritorno, diciamo. Esatto, aiutano un po' anche chi è un po' più sensibile, diciamo, certo, alle infreddature e ai virus stagionali, giusto Claudia?
Ecco come la tavola può aiutarci effettivamente in tutte le nostre scelte. Siamo stati nella Varresi, una parte meravigliosa della parte montana della nostra regione, ma andiamo un po' più in là, Maria, fino a Cortina, per poi ridiscendere da Sappada fino a Camporosso. Beh, avete parlato di aglio, ma io voglio sempre dare quel tocco di dolcezza anche alla nostra puntata, e in questo caso ci dirigiamo diretti proprio alla pasticceria Ghedina, che si trova presso località Grave di Sotto a Cortina d'Ampezzo, questa bellissima località che ci accoglie a braccia aperte anche grazie ai tanti gusti che ci sa proporre la pasticceria Ghedina. Veramente, come potete vedere anche dalla nostra diretta video, le specialità sono tantissime, da quei frutti di bosco con dei pasticcini veramente che vanno diretti al cuore, fino a tantissimi biscottini, e poi vedo le nostre scorze d'arancia candite con il cioccolato, e quindi il gusto sicuramente alla pasticceria Ghedina non manca e vi accompagna anche nelle vostre gite in montagna, perché dopo una bella camminata ci vuole un po' di rifornimento. Ma da Cortina invece passiamo alla bellissima Sappada per andare a scoprire anche i gusti di una bella passeggiata, Barbara. A Sappada, dove si può veramente fare un po' di tutto, dalle passeggiate come hai detto tu per scoprire i paesaggi incontaminati, oppure una bella sciata, o ancora, perché no, l'arrampicata. Ci sono anche delle sessioni dedicate anche ai più piccoli proprio per esercitarsi nell'arrampicata. Chi ci sta seguendo anche sui nostri social può gustarsi queste immagini di una Sappada innevata, e dopo una sciatina per esempio ci si può fermare a Baita Pista Nera. Le delizie sono veramente molte, oltre all'accoglienza soprattutto di Baita Pista Nera, perché vi sentirete a casa, ma dopo una giornata nella neve ritrovarsi al caldo ad assaporare delle pietanze eccezionali è un'esperienza veramente unica. Io ve lo dico perché sono stata a Baita Pista Nera, e veramente, quando poi siete in vacanza e volete ritagliarvi un angolino fuori dalla realtà staccando con tutto, Sappada è il luogo ideale, non potete mancare a una cena così. E in particolare in questi giorni Baita Pista Nera vi ha proposto dei ravioli con patate, pancetta e del radicchietto sfizioso, delle tentazioni veramente eccezionali. E poi non dimenticate che c'è anche il B&B proprio per poter dedicarvi qualche momento di relax. Tra 54 anni di gestione e 4 generazioni al tavolo, dal 1968 fino ad oggi, insomma, Baita Pista Nera vi aspetta con i suoi piatti. E invece, se siete andati a fare un po' di spesa e volete portarvi a casa il gusto di Sappada, oppure siete in vacanza in appartamento e volete preparare qualcosa con le vostre mani ma molto velocemente, allora c'è la Gastronomia Alimentare Cardis a Sappada. E che cosa vi propongono in questi giorni? Beh, innanzitutto protagonista il radicchio di Treviso, con dei tortelloni che sono proprio il piatto di questi giorni, e ricotta fresca. Ma non solo, perché abbiamo parlato di carne con la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, abbiamo anche rivalutato il maiale per il suo contenuto più equilibrato di grassi, e vi propongono una rista alle mele. Che ne dici come abbinamento? Ti piace? A me piace moltissimo, veramente molto, perché poi le mele sono proprio uno dei miei frutti preferiti. Poi ecco, questo contrasto magari con le mele verdi un po' acidule, la carne che tende un po' al dolcetto, e poi quel taglio proprio di maiale, la rista, che è proprio il taglio, uno dei tagli più magri. Quindi sì, ecco, una carne che può essere introdotta molto più spesso con queste ricette così, molto versatile anche come tipo di taglio, visto che abbiamo anche prima ricordato i tagli delle varie carni. Cerchiamo sì di sfruttarla. E allora sbirciate anche la pagina Facebook della Gastronomia Alimentare Cardis a Sappada, che vi propone sempre i piatti del giorno adatti anche a quelle che possono essere le tendenze della settimana. Non manca nemmeno il pesce, il protagonista ad esempio del venerdì. Da Sappada invece, e visto che abbiamo parlato di cucina mitteleuropea e di dolci, passiamo al Camporosso, Maria. Sì, Camporosso che si prepara anche in questo fine settimana con un bellissimo appuntamento
appuntamento che è il Lussarissimo, che si svolge proprio in questo fine settimana di febbraio tra veramente tanti appassionati di sci, ma anche di ciaspolate e di corsa sulla neve. Anche questo è un bellissimo appuntamento a cui potete partecipare anche semplicemente da visitatori, perché no, andare a guardare tutto quello che succede a Tarvisio e gustare naturalmente qualche buona specialità, come le tantissime torte, i dolci che sa proporre David, che si trova proprio a Camporosso. È facilissimo da raggiungere, c'è il parcheggio anche per tutti coloro che vorranno vivere questa esperienza di gusto, e quindi dalla colazione fino a un'ottima merenda veramente ce n'è per tutti i gusti. Parlando di torte, adesso faremo anche un approfondimento, ma vi consiglio sinceramente anche lo strudel di mele, che è sempre perfetto per ogni occasione, dalla colazione fino alla merenda, dato che abbiamo parlato anche di mele poco fa. E poi una cioccolata calda con la panna non si rifiuta veramente a nessuno, quindi dedicatevi anche qualche bella coccola direttamente per voi stessi. E poi benvenuta e tutto lo staff, anzi la famiglia del David, sono veramente super accoglienti e sapranno rispondere a ogni vostra esigenza di gusto, quindi anche per un pranzo veloce o un pranzo anche da portare al sacco direttamente per una bella ciaspolata, una bella gita in montagna. Stiamo proprio vedendo il taglio del prosciutto che avviene proprio sul momento, a seconda di tutto quello che preferite. Anche questo possiamo dire da leccarsi i baffi, proprio da prenderlo dalla nostra diretta video e mangiarlo direttamente. Come vedete c'è il banco dei prosciutti e di tutti gli affettati, ma anche dei formaggi, perché si possono creare anche dei mix proprio personalizzati. Potete scegliere voi cosa farvi mettere nel vostro buon panino e partire subito per una bella gita sulla neve. E poi ci si può portare a casa anche il gusto del territorio, con i tanti regalini personalizzati, anche questi che si possono creare da David, facendovi consigliare sempre da tutto lo staff. E poi anche nella bellissima parte dedicata anche a tutte le grappe e le specialità anche in fatto di vini, che cura direttamente la nostra benvenuta, a cui va proprio il nostro saluto. Quindi immancabile anche la tappa da David, ma adesso ci immergiamo anche nel mondo dei dolci. Eccoli qua, li stiamo vedendo anche nella nostra diretta video. Io volevo però in particolare parlare di un dolce che distingue la cucina mitteleuropea, che è la nostra Sacher. Dovete sapere, come abbiamo scoperto anche noi sul sito sacher.com, che questo dolce nasce nel 1832, quando il principe von Metternich incaricò l'apprendista Franz Sacher, di appena 16 anni, pensate, di preparare un dolce per i suoi ospiti tanto esigenti. Il dolce sontuoso capolavoro doveva essere realizzato con il cioccolato, marmellata di albicocche e panna montata, che divenne la gustosa triade proprio alla base della ricetta del successo, che sarebbe diventata proprio la Sacher Torte originale. Quella stessa ricetta rimane la base di ogni Sacher Torte originale sfornata a mano fino ad oggi. In particolare dobbiamo ricordare che si distingue anche come uno dei simboli culturali e culinari di Vienna. Ricordiamo la capitale austriaca, dove possiamo andare a visitare anche l'hotel Sacher, che proprio ci propone la ricetta originale. Naturalmente ognuno ha i suoi segreti per andare a realizzarla e a prepararla al meglio. Noi vi ricordiamo solo alcuni consigli proprio per non sbagliare. Innanzitutto, dato che nella Sacher viene utilizzato il burro, dovete usare il burro freddo di frigo. È una composta, infatti, la Sacher da una massa montata, quindi un impasto montato di burro e zucchero, quindi il burro dovrà essere assolutamente freddo. Non fondete neanche il cioccolato troppo a lungo, anche questo potrebbe andare proprio a rovinare un po' la vostra ricetta. Anche i tuorli vanno inseriti in una volta, vanno inseriti nella montata di burro e zucchero uno alla volta, oppure devono essere leggermente sbattuti prima per inserirli anche insieme. Inserire gli albumi anche nel modo sbagliato è un errore, questo da non fare. Il più critico, innanzitutto sbagliato perché il burro non deve andare inserito freddo di frigo, quindi volevo subito correggermi in questa il mio piccolo errore. Ecco, già sbagliato io all'inizio, quindi voi non fatelo. I tuorli non vanno messi tutti in una volta, abbiamo ricordato, e anche inserire gli albumi nel modo sbagliato è un errore, questo da non fare. Devono essere ben montati a neve, ricordatelo. I consigli li potete scoprire anche sul nostro sito radio.0.it, li abbiamo scoperti insieme alla nostra chef Chiara Canzoneri. E l'ultimo consiglio, che io trovo anche quello più interessante, è quello di non
andare a inzuppare la vostra Sacher, quindi non troppa marmellata, non troppa cioccolata, ma seguite sempre le dosi delle ricette che trovate. Ecco, stiamo andando proprio a gustarne una fetta anche direttamente qui nel nostro studio, nella nostra diretta video. Non andatela a inzuppare per non darle un gusto naturalmente troppo forte, troppo corposo, e quindi andare a sbilanciare anche tutti gli ingredienti. Ma ci soffermiamo su un ingrediente in particolare, il cioccolato, se non sbaglio, Claudia. Esatto. Claudia, Barbara, rispondo io perché volevo fare una piccola introduzione. Ecco. Già insomma era difficile resistere a questa meravigliosa torta che è la torta Sacher, però noi vi vogliamo portare un po' più indietro nella storia. Se parliamo di cioccolato, ed eccoci qua anche al nostro tipico spunto dedicato al cinema, parliamo della fabbrica di cioccolato. Forse voi non sapete che la nostra Claudia ha scoperto che ce n'era una anche qui a Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Esatto, ma proprio così, visto che siamo proprio abbiamo parlato proprio della cucina mitteleuropea, ed è proprio così, di questo imprenditore Angelo Valerio, che imprenditore faceva uniformi proprio per l'esercito imperiale, e oltre a questo decise così di ampliare la sua industria, diversificarla, e decise di mettere su uno stabilimento per fare una bevanda a base di cioccolato proprio per i militari austro-ungarici. Peccato che però anche i marinai austro-ungarici preferivano la birra, e quindi lui fallì. Ma nel frattempo, siccome questa azienda comunque era stata così ampliata, ma aveva anche coinvolto degli operai francesi, soprattutto una delegazione francese, uno di questi operai decise che comunque la sua idea poteva essere buona, e così costruì una sua industria con molta fatica. Siamo comunque a fine 800, la costruì proprio a fianco alla Società della Ginnastica Triestina. Qui i triestini sicuramente sapranno e si ricorderanno, certo. Siamo intorno al 1870, e dopodiché la sua fabbrica, che per tanti anni così fu una nicchia, iniziò ad avere successo, e soprattutto proprio nell'esercito, perché a quel punto iniziò anche la prima guerra mondiale. L'esercito fece anche incetta di queste tavolette di cioccolato, ma l'Austria perse la guerra, e quindi anche l'industria ebbe un attimo di crisi. A quel punto comunque spostò anche la sua azienda in un'altra via di Trieste, riprese dopo un anno così dopo la prima guerra mondiale, a fare un po' di fatica, ma nel frattempo l'alta borghesia, insomma comunque i triestini, iniziarono ad amare questa cioccolata, e negli anni 20 e 30 la cioccolateria Layet, perché questo era il nome, adesso la pronuncia francese, fu addirittura anche pubblicizzata sul Piccolo, perché l'articolo è del 1890 che pubblicizzò questa crescita e espansione di questo operaio che divenne imprenditore. Ma avvenne un altro avvenimento, la seconda guerra mondiale, e a quel punto nel 1942 la fabbrica chiuse, ma noi possiamo ancora notare la ciminiera, gli edifici, perché sono entrati poi a far parte della soprintendenza dei beni culturali. Quindi un pezzo di storia dove la nostra fabbrica di cioccolato di Trieste chiuse e non ne abbiamo altre. Però in compenso, ecco, ci sono altre aziende anche in Friuli, per Atonero, altri artigiani locali che stanno portando avanti comunque questa lavorazione del cioccolato, è sempre un po' così artigianale. Willy Wonka comunque, la fabbrica esiste tuttora, esiste a Chicago, e sappiate dal 2018 è passata alla Ferrero, quindi Willy Wonka Company esiste a Chicago ed è della Ferrero, comunque italiana. Fantastico, si vede che sarà stato uno di quelli che aveva vinto il famoso biglietto nella tavoletta di cioccolato. Magari. Comunque il cioccolato ci fa anche sognare, così come è bello anche poter trovare e ritrovare nella propria città tante piccole e grandi storie che l'hanno rappresentata e raccontata anche attraverso la cucina, così come abbiamo voluto fare oggi in questa puntata dedicata alla Mitteleuropa. Chiudiamo con il naso all'insù verso il cielo, perché ieri sera c'era una splendida luna piena ed era proprio la luna piena di questo mese di febbraio. Da oggi invece siamo in fase di luna calante, quindi che cosa possiamo
possiamo fare? Beh, innanzitutto dedicarci a una dieta leggera, particolarmente oggi, ed è anche una giornata adatta per chi volesse dare un taglio ai propri capelli. Giornata perfetta anche per curarsi i capelli domani e dedicarsi anche a delle tisane, quindi all'integrazione con la fitoterapia. Mentre sabato sarà bene che ci dedichiamo a una dieta molto liquida e purificante. Domenica invece acconciamoci per bene, acconciamo per bene i nostri capelli, e l'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì, saranno giornate ideali per dei bagni aromatici e rilassanti e per praticare dello yoga, mentre la giornata di mercoledì sarà ottima per dei massaggi mirati e per la coppia, quindi se vogliamo mettere tutte e due le cose insieme, fatevi fare dal vostro lui e dal vostro lei un bel massaggio mirato, e così abbiamo appunto dedicato la giornata alla coppia e al benessere. Altri suggerimenti in luna calante: innanzitutto una piccola abitudine salutare da introdurre nella nostra alimentazione, ovvero ridurre i cibi confezionati con farine raffinate, incrementare anche i cereali come riso, orzo, miglio, grano saraceno e farro con principi nutritivi più integri, soprattutto nella fase di luna calante. Se invece volete scoprire per i massaggi quale può essere un ottimo olio, visto che abbiamo parlato proprio di massaggi mirati, allora potreste provare l'olio di sesamo spremuto a freddo, perché ha la capacità di facilitare l'eliminazione proprio delle tossine, purificando la pelle e tutto il nostro organismo. Andrebbe usato con generosa abbondanza prima di fare la doccia. E infine, care amiche, e amici naturalmente, preparatevi questa ricetta per una maschera per pelli grasse e impure. Vi serviranno 4 cucchiai di argilla disintossicante, 2 cucchiai di acqua, 2 gocce di olio essenziale di salvia astringente e purificante, 2 gocce di tea tree oil antibatterico. Terrete in posa per 15 minuti e noi ringraziamo anche per questi suggerimenti l'Almanacco di Barbanera. Ottimi consigli anche per andare a chiudere la nostra puntata proprio in bellezza, oltre che con grande gusto. E quindi noi per la nostra cucina mitteleuropea abbiamo raccolto veramente tantissime informazioni, tantissimi approfondimenti che ritroverete anche sul nostro sito radio.0.it e sui nostri social, con la puntata da rivedere e anche gli spezzoni della puntata che continueranno ad accompagnarvi durante la settimana per tenervi sempre aggiornati con gli ultimi consigli. E ci ritroviamo il prossimo giovedì dopo la replica di sabato per accompagnarvi ancora con tantissime curiosità. In particolare parleremo del carnevale che si avvicina e che noi vogliamo saper affrontare al meglio, anche grazie al grande gusto del Friuli Venezia Giulia, in cui ci sono veramente tantissime tradizioni. Quindi sicuramente avremo tantissime ricette da consigliarvi e tantissime curiosità da condividere. Voi continuate a scriverci anche alla mail radiochef@radio.0.it e su tutti i nostri social, oltre che al numero 338 611 6060 sia su WhatsApp che su Telegram. Poi sul nostro sito trovate tutti i contatti. Continuateci a scrivere le vostre ricette preferite, anche aspettando una bella iniziativa che partirà proprio in primavera e che vi saprà accompagnare veramente durante tutto l'anno. Benissimo, e grazie Maria in regia, grazie ancora agli spunti che sono arrivati da tutti i nostri inserzionisti in Friuli Venezia Giulia e da chi ha voluto dare il proprio contributo a questa puntata sulla Mitteleuropa. Grazie alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Noi ci siamo dati appuntamento per preparare un goulash secondo i suggerimenti anche della nostra ascoltatrice, e grazie alla regia video di Igor da Milano. Ciao a tutti. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Avete ascoltato Radio Chef.